preso una botta durante l'amichevole, ma sono rientrato subito in gruppo e mi sento bene. Il ritiro come va? Bene, bene, stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così e prepararci per il meglio. Senti, dopo un anno di permanenza a Palermo, come lo giudichi il tuo stare in città? No, si sta bene, è una piazza molto calda, insieme ai tifosi ci aiutano sempre a dare quel qualcosa in più e devo dire si sta molto bene. Alessio, come ti trovi da terzino destro adesso che si torna al 4-3-3? L'anno scorso hai fatto il quinto, il terzino dei tre, adesso torni di nuovo a fare il terzino, che ne pensi? No, cerco sempre di dare quello che posso per aiutare la squadra e sentire comunque quello che mi dice il mister e ovviamente dare tutto quello che si può dare per insomma, raggiungere gli obiettivi insieme alla squadra e da terzino dico mi trovo molto bene. Com'è il passaggio da consolidamento, salviamoci, a dobbiamo andare in Serie A? No, dobbiamo essere competitivi per questo campionato e ovviamente cercare di puntare più in alto possibile, ma l'importante è lavorare bene e se lavoriamo con i giusti criteri secondo me arriviamo veramente a ottimi obiettivi. Senti la fiducia del club che ha deciso di puntare su di te, non intervenendo sul ruolo nel mercato? No, penso soltanto ad allenarmi bene, a sentire quello che insomma, chiede il mister e a stare insieme al gruppo e niente, dare tutto. Sono arrivati Lucioni e Ceccaroni, cosa ti hanno dato sul piano psicologico e carismatico e cosa invece vorresti rubargli sul lato tecnico? Sì, sicuramente sono dei giocatori con molta esperienza, hanno vinto già dei campionati, quindi a me personalmente essendo giovane possono soltanto che aiutare per una mia crescita e ovviamente sentirli può farmi solo bene. Credi che questa rosa sia competitiva per la Serie A? Sì, sicuramente se facciamo le cose come dobbiamo durante gli allenamenti la settimana e poi ecco il sabato possiamo lottare contro chiunque. Hai qualche obiettivo personale per questa stagione? No, penso insieme a tutto il gruppo di essere competitivi per andare in Serie A, che è quello che io vorrei, che noi vogliamo e basta, abbiamo quell'obiettivo. E invece questo è il tuo terzo anno, cosa vedi di diverso rispetto alle scorse stagioni, anche per quanto riguarda i ritiri, per quanto riguarda lo spogliatoio? Beh, sicuramente siamo andati sempre in crescita e ripeto, stiamo lavorando bene e a me personalmente ovviamente anno dopo anno cerco di migliorare sempre di più, di crescere e andare più in alto possibile. Con Alessio avete tanti riferimenti a partire da Lanna e Bovo che sono tuoi ex colleghi difensori, ora è arrivato anche il direttore Rinaudo, ti danno dei consigli anche fuori dal campo? Sì, sicuramente avere loro vicino durante gli allenamenti ti possono dare pure, ti aiutano in quel mezzo metro che magari ti fa posizionare meglio in campo e sicuramente ti fa arrivare prima sul pallone e penso che avere loro accanto è soltanto uno stimolo e un aiuto in più per tutto. Una battuta sui tifosi, superata la quota dei 10.000 abbonamenti, vuoi lanciare un messaggio? Comunque cosa provate anche voi giocatori da lontano a vedere tutto questo affetto? Beh, sicuramente avere loro vicino, sono il 12° uomo in campo e ci aiutano a spingere su ogni pallone e ovviamente più sono meglio è. Parliamo di spogliatoio, con chi hai stretto di più, se c'è qualcuno dei nuovi o comunque in generale nell'organico con chi ti trovi meglio? No, vabbè, mi trovo benissimo con tutti, siamo un ottimo gruppo e io personalmente, anche se sono il più giovane, mi sono trovato subito a mio agio con tutti, a partire dai più grandi adesso che ci sono dei nuovi giovani come Vasic e Desplanche, però mi trovo benissimo con tutti.